C'è anche coach Guadalupi e quindi sentiamo anche coach Guadalupi. Coach Guadalupi padre, dopo Guadalupi figlio, ha parlato soltanto bene di te, ha detto che li hai seguiti bene, li hai seguiti bene. Ma sì, no, tutti quando giocano con la prima in classifica vogliono fare bella figura. Sì, l'abbiamo studiata bene, questa settimana oltretutto ci siamo potuti allenare bene perché comunque è mancato solo Sant'Onofrio, che comunque manca sempre, quindi siamo abituati ad allenarci senza Sant'Onofrio. Però poi quando è in campo non si vede che si allena quando va bene una volta alla settimana. Chissà se si allenasse tutti i giorni, che tipo di partita farebbe? Sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, abbiamo insomma dimostrato che possiamo giocarcela con tutti, quindi il nostro campionato prosegue con l'obiettivo di arrivare nella migliore posizione dei playoff. Oggi abbiamo insomma dimostrato che possiamo starci tranquillamente nei playoff e magari una volta arrivati poi giocarcela con tutti. Sicuramente forse Piazza Armerina un po' nervosi, hanno avuto poi il dominio a rimbalzo negli ultimi 3 minuti, quando insomma c'era da quagliare loro sono stati più presenti al rimbalzo offensivo, però devo dire insomma che noi fisicamente loro sono inarrivabili, per cui abbiamo fatto il nostro meglio, insomma abbiamo fatto una bella figura. Vediamo La squadra operaia in paradiso, diceva Gaetano. sì, una squadra operaia, perché noi talento diciamo offensivo non è eccelso, però quando gli operai li fai giocare tranquilli, se perdi con la prima in classifica ci può stare, quindi tu entri in campo tranquillo e tutto viene più semplice, diciamo così, che tutto viene più semplice. La verità è che durante la settimana abbiamo lavorato per fare bella figura. E l'avete fatto. E l'abbiamo fatto. Complimenti coach. Grazie mille e a presto. Ciao. Benissimo, con Gaetano siamo pronti a salutarvi. Io vi lascio con la quinta partita del giorno. Per me la prima, ma diciamo, mi è abbastanza avanzata per la difficoltà intrinseca. Esatto, in due facciamo una laringe. Sì. Metà io, metà lui. Grazie a tutti, una buona serata.